Siamo venuti oggi alle Grava conta 491 studenti, per cui una scuola importante per Conegliano, e abbiamo deciso di cominciare da qui e salutare gli studenti, quelli di terza media che ormai faranno l'ultimo anno alle scuole secondarie di primo grado e quelli di prima invece che si avviano a un nuovo percorso. Mi sento di dire innanzitutto di impegnarsi, avere rispetto per la scuola, per le strutture della scuola, per gli insegnanti, la dirigente, ma soprattutto un accorato appello anche ai genitori a ricordarci che non è facile fare i docenti, per cui massimo rispetto per loro e per il loro lavoro. Questione vaccini. Sì, non c'è alcun problema, ma soprattutto siamo riusciti a gestire bene la situazione assieme agli dirigenti scolastici, assieme alla ULS, assieme a tutti gli enti preposti, per cui è stato fatto un gran lavoro prima dell'inizio della scuola e come si vede oggi le scuole sono iniziate in maniera serena. Allora, come tutti i primi giorni di scuola, io anche questa mattina ai ragazzi delle scuole medie Grava ho fatto la solita rassicurazione, o meglio la solita richiesta. Ho chiesto ai ragazzi di terza media, cioè i più grandi, che siano di esempio positivo per i ragazzi più piccoli. Ragazzi più piccoli che arrivando dalle scuole primarie ovviamente arrivano in un ambiente nuovo, un ambiente che deve assolutamente accettarli in modo positivo perché si possano sentire parte integrante. E naturalmente ai ragazzi più piccoli ho chiesto di prendere ad esempio i ragazzi più grandi che hanno un comportamento consono a quello che è l'andamento e il buon funzionamento della scuola. Nei 5 anni che sono preceduti, tutte le risorse economiche che abbiamo avuto, e quando dico tutte dico veramente tutte, sono state utilizzate per sistemare le scuole. Purtroppo noi abbiamo le scuole quasi tutte piuttosto vecchie e sono scuole che hanno bisogno di continua manutenzione che noi come amministrazione cerchiamo di fare nel migliore dei modi e nel modo più tempestivo possibile. Qualche volta non riusciamo ad arrivare per tempo dappertutto, però è uno degli obiettivi che ci siamo posti anche per questa amministrazione.